Azioni strumentali, compiute peraltro in piena campagna elettorale. Non appelli sulla lingua, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, sulle prese di posizione relative alle polemiche prima, durante e dopo il crollo del palazzo Lo Iacono Maraventano ad un anno di distanza dall'episodio. E lo fa alla vigilia dell'annunciata plateale protesta delle famiglie ancora sgomberate che hanno annunciato per domani mattina una manifestazione con l'occupazione delle loro case. In una lettera Zambuto ricorda i diversi e onerosi interventi compiuti dalla sua amministrazione. Nel maggio 2011, dopo il sequestro dell'area disposto dalla magistratura, si è svolta una prima conferenza di servizi conclusasi con la richiesta di autorizzazione alla procura di esecuzione di un intervento diverso da quello proposto dalla stessa. Ottenuta l'autorizzazione, prosegue nel mese di giugno è stata avviata la redazione del relativo progetto esecutivo, mentre ad agosto è stato richiesto l'intervento dell'apposito gruppo specializzato dei Vigili del Fuoco. I lavori si sono svolti a partire dal mese di ottobre dopo il dissequestro dell'area avvenuto nel mese precedente per un importo di circa 210.000 euro. Conclusi i tecnici del Genio Civile e della Protezione Civile hanno ritenuto che occorrano ulteriori interventi di messa in sicurezza. In questi mesi, inoltre, continua Zambuto, numerose sono state le ordinanze per la messa in sicurezza anche di altri edifici del centro storico che hanno comportato solo nell'ultimo biennio un esborso di pubblico denaro di circa 850.000 euro, a cui sono da aggiungere le spese derivanti dagli sgomberi relativi al vitto e all'alloggio delle famiglie interessate, quantificate in circa 405.000 euro. Alla luce di questi fatti ci si accorge di quanto siano demagogiche le recenti prese di posizione anche da parte di chi ieri si poneva alla testa di un movimento di protesta del quartiere per approdare oggi tra gli assessori designati di un candidato sindaco, prosegue. Così come legittimi, oltre che sterilmente provocatori, conclude Zambuto, sono gli appelli a ritornare nelle case sgomberate da parte di chi, forte della paternità di chi vive all'ombra dell'ex ministro Alfano, ritiene che sia anche questo un modo per fare campagna elettorale.